Amen. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, di tutto quello che ci hai fatto vivere fino adesso, in questa meravigliosa serata della tua presenza. E in questo momento, Padre, ti chiediamo che tu possa aprire i nostri occhi, i nostri orecchi spirituali, possa aprire la nostra mente all'intendimento della tua parola e che il nostro cuore, Signore, a ricevere i semi che tu vuoi mettere dentro ognuno di noi. Benedici le nostre vite, benedici la tua Chiesa, portando la trasformazione che tu vuoi, facendo la tua volontà in mezzo a noi questa sera. Per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace a tutti. Potete sedervi. Amen. Penso che lo Spirito Santo abbia già ministrato molto questa sera in mezzo a noi, ai nostri cuori, attraverso le lodi, attraverso questo momento profetico del nostro fratello Gilson, no? Che ci ha parlato anche di questa testimonianza di quello che è successo nel culto dei giovani, nel nostro Fusion di 2 settimane fa. Alcuni di voi già lo sapevano, alcuni di voi erano presenti e hanno visto quello che veramente è accaduto con i propri occhi. Alcuni di voi magari non lo sapevano e questa sera avete potuto rallegrarvi nel sentire come Dio sta operando in mezzo al nostro gruppo di giovani. E la parola di questa sera è una parola che Dio ha cominciato a ministrarmi proprio a partire da quello che è successo nel gruppo dei giovani, proprio a partire da quello che è successo quella domenica e che si è ripetuto 2 giorni dopo, no? Perché il giorno dopo di questo culto meraviglioso, di questo tempo meraviglioso, su richiesta dei giovani, ancora una volta giovani adolescenti si sono trovati qua nel martedì sera a avere un altro tempo di adorazione, un altro tempo di ricerca della presenza di Dio. E insomma Dio sta muovendo qualcosa di meraviglioso in mezzo a questo gruppo di giovani e di adolescenti. E tutto questo, sapete, mi ha spinto, mi ha portato a predicare oggi questa parola. In realtà poche ore fa Dio mi ha parlato attraverso la bocca di una persona su cambiare un po' il messaggio della predica. Se mi ricorderò durante la parola spiegherò quello che è successo, se non me lo ricordo mi dispiace, ve lo dirò magari privatamente più tardi. Ma voglio iniziare questa parola mettendo una base dottrinale per la Chiesa. Quindi adesso io dirò vari versetti, parlerò varie cose. È più una parte istruttiva, diciamo così, ma penso che sia qualcosa di fondamentale per ogni cristiano. Tutto quello che io andrò a dire in questo momento è più che necessario, è fondamentale. Io credo che esistano pochi temi come questo di cui parleremo questa sera che siano fondamentali per la vita di noi cristiani. E la parola che oggi porterò è una parola che ho già portato in passato, è una parola che probabilmente porterò ancora in futuro, è basata su quella che fino a oggi, non per un mio vanto ma per la gloria di Dio, considero una delle più grandi rivelazioni che Dio mi ha portato sulla sua parola. E come dicevo, per iniziare tutto questo devo partire da una base dottrinale. Creiamo insieme in questo momento una dottrina biblica, ok? Perché? Perché tutti quanti noi che siamo seduti qua siamo amati da Dio, ok? Ma non soltanto noi siamo amati da Dio, coloro che sono là fuori sono amati da Dio, coloro che questa sera sono in moschea sono amati da Dio, coloro che questa sera sono in un centro spiritista sono amati da Dio, coloro che si riuniscono a fare sette di qualche tipo sono amati da Dio. Dio ama ogni essere vivente, Dio ama ognuno di noi, e questa è la stessa parola che ce lo dice.
Ce lo dice nella lettera a Timoteo, quando ci viene detto che Gesù è morto per tutti quanti. E perché Gesù è morto per tutti? Il versetto che viene considerato il più bello dell'intera parola di Dio, Giovanni 3,16, ci dice perché. Perché Dio ha tanto amato il mondo. Dio non ha tanto amato il pastore, non ha tanto amato il ministro di lode, Dio ha tanto amato il mondo, tutti quanti noi, da dare il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ama ognuno di noi allo stesso modo. Dio non ha figli preferiti, Dio non ha figli spreferiti, Dio ci ama tutti. Soltanto che c'è una differenza, è vero che Dio ama tutti quanti, ma non tutte le persone del mondo sono gradite a Dio. Ci sono figli amati e questo comprende ogni persona. Ci sono figli che sono graditi a Dio e questo non comprende ogni persona. La parola di Dio ci lascia vari versetti che ci lasciano intendere in che modo essere graditi a Dio. Nella lettera agli Ebrei c'è scritto che senza fede è impossibile essere graditi a Dio, quindi l'avere fede è uno dei requisiti. Ci sono altri versetti che dicono che Dio gradisce coloro che praticano la giustizia, è un tema che più volte viene ripetuto, ma tutti questi sono versetti sparsi qua e là all'interno della Bibbia. Ci sono tanti modi per essere graditi a Dio, possiamo elencarne veramente a decine se andiamo a cercare ogni versetto della Bibbia. Eppure quando noi creiamo una dottrina biblica non ci basiamo su un versetto qua, su un versetto là, ma ci basiamo su un modello ricorrente che noi troviamo all'interno della parola di Dio. E questo modello ricorrente ci porta a intendere in che modo essere graditi a Dio. Per questo vi invito a aprire le vostre Bibbie nel libro dell'Esodo per cominciare questa parola. Al capitolo 28 leggerò i versetti dal 36 al 38. Amen. Dice così: farai anche una piastra d'oro puro e su di essi inciderai come si incide sopra un sigillo santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore. Qui questo capitolo nello specifico, adesso vado avanti a leggere anche gli altri versetti, ma questo capitolo nello specifico, affinché si possa capire, sta parlando di come si doveva vestire il sommo sacerdote, no? Qua Dio stava spiegando a Mosè in che modo il sacerdote si sarebbe dovuto vestire, e appunto dice che ci deve avere questa piastra d'oro puro con scritto in cima santo è al Signore, verrà fissata sul turbante e starà sulla parte anteriore di questo turbante, di questo cappello. Starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Essa sarà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Amen. Fino a qua. Come ho detto, io considero proprio questi versetti, quella fino a oggi che è la più grande rivelazione biblica che Dio mi ha dato. Ripeto, non è per un motivo di vanto, che magari per qualcuno di voi può sembrare una rivelazione molto banale, ma per me personalmente, per il modo in cui mi è stata data, la considero una grande rivelazione per la mia vita, perché da qualche anno in realtà stavamo facendo, per chi si ricorda, diversi anni fa, i ritrovi uomini, facevamo i primi culti in casa che abbiamo iniziato a fare noi come chiesa, lo facevamo solo con gli uomini. Uno di questi culti in casa prevedeva la scoperta di un buon obiettivo, no? Come doveva essere un buon obiettivo, e a partire da quel culto io ho cominciato a pormi un obiettivo, che è quello di non più leggere la Bibbia in quantità, ma piuttosto leggere la Bibbia in qualità. In che senso? Che ogni giorno io avrei letto la Bibbia e ogni giorno io avrei ricercato, non mi sarei staccato dalla Bibbia finché non avessi ricevuto un qualche tipo di rivelazione da parte di Dio. E così ho cominciato a leggere la Bibbia, e ogni libro che leggevo, ogni mattina mi svegliavo presto e cominciavo a leggere ogni capitolo. Io uscivo dal capitolo con una rivelazione, che fosse grande, che fosse piccola, ogni giorno avevo questa rivelazione.
finché non ho preso in mano il libro dell'Esodo. Ho cominciato a leggerlo ogni giorno nello stesso modo, un capitolo al giorno, molto meditando su ogni versetto per ricevere queste rivelazioni, finché non sono arrivato a Esodo 28, questo capitolo meravigliosamente, apparentemente senza rivelazioni. Quando mi sono arrivato in questo capitolo qua, ho cominciato il primo giorno, mi sono svegliato presto la mattina, che prima di andare al lavoro mi facevo questo momento di meditazione, un'ora prima di partire per andare al lavoro. Ho letto il capitolo, ho meditato, ho pregato, ma nessuna rivelazione mi è venuta. Ho finito la mia ora di tempo con Dio della mattina senza nessuna rivelazione, era la prima volta che mi capitava. Il giorno successivo allora non sono andato avanti con Esodo 29, ma ho detto no, devo trovare la rivelazione in questo capitolo. Dio mi deve parlare, è il proposito, l'obiettivo che mi sono dato, e l'ho letto ancora e ancora senza rivelazione. Il giorno successivo ugualmente, quello successivo, dopo 2 settimane sullo stesso capitolo, e questo capitolo, Esodo 28, ci parla solo delle vesti del sacerdote, no? Quindi magari pensavo, se fosse l'Andrea che legge questo capitolo, che a lei gli piace la moda, lo shopping, i vestiti, magari avrebbe trovato rivelazioni subito, ma io con i vestiti del sacerdote non riesco a trovare una rivelazione. Finché dopo 2 settimane, 15 giorni che ero su questo capitolo qua, Dio ha cominciato a parlarmi attraverso questo versetto, e per questo motivo la considero una grande rivelazione, perché mi è stata data dopo 15 giorni leggendo ogni giorno lo stesso capitolo, mai staccandomi da questo, e insomma Dio mi ha proprio spremuto, e per me è qualcosa di meraviglioso quello che mi ha portato a intendere e a capire quel giorno. E questa è un'esortazione anche per tutta la Chiesa, perché io credo veramente che Dio possa parlare ad ognuno di noi per mezzo della sua parola, e credo che la meditazione della parola, la ricerca di Dio all'interno della sua parola, la ricerca di rivelazioni che possono portare qualcosa di meraviglioso nelle nostre vite, non è qualcosa da fare saltuariamente o casualmente, ma è qualcosa che noi come cristiani dobbiamo fare intenzionalmente, e farlo possibilmente ogni giorno della nostra vita. Ogni giorno della nostra vita noi dovremo entrare nella parola di Dio. Noi cristiani evangelici, i cristiani cattolici credono nella Bibbia, sì, ma si basano più sulle rivelazioni orali, sulla tradizione orale che su quella scritta. Noi cristiani evangelici non ci basiamo sulle tradizioni orali, non ci basiamo su quello che è successo successivamente, su quello che è stato tramandato oralmente. Ciò su cui ci basiamo è unicamente la parola di Dio. Lutero ha detto sola scrittura. Noi crediamo in questo, e se noi siamo cristiani evangelici e crediamo in questo, non possiamo fare a meno di entrare in questa sola scrittura in profondità per ricercare la verità che Dio vuole comunicarci giorno dopo giorno. Amen. Bon, quindi ritorniamo al nostro sacerdote e come si vestiva, no? Vediamo che il sacerdote, non vediamo tutte le vesti, ma quella che ci interessa oggi è questa placca d'oro, questa lamina, questa piastra d'oro che era sempre sulla fronte di Aaron, del sommo sacerdote, quando lui andava a sacrificare gli animali per espiare i peccati del popolo. E su questa piastra c'era scritto qualcosa. Abbiamo letto che c'era scritto santo al Signore, santo all'Eterno. Che cosa significa santo all'Eterno? Quando la parola di Dio usa questa parola santo, prende vari significati dalle persone a cui è applicata. Ad esempio nella lettera a Pietro c'è scritto siate santi come io, o perché io sono santo. In questo caso qua la parola santo riferita a noi è una qualità che noi dobbiamo avere. Noi dobbiamo diventare santi, è un'esortazione che ci viene fatta dalla parola di Dio. Dobbiamo diventare separati per Dio, dobbiamo diventare santificati, purificati, dobbiamo diventare di uso esclusivo di Dio, non più di uso del mondo, di uso esclusivo di Dio. Quindi quando è riferita a noi uomini in questo senso, la parola santo è una qualità che noi dobbiamo avere, ricercare. Ci sono altri modi in cui è usata la parola santo. Paolo scrive agli Efesini dicendo ai santi della chiesa di Efeso, no? Qua è un nome
comune. La parola santi è usata grammaticalmente, in analisi grammaticale, come nome comune. Perché? Si sta riferendo a un gruppo di persone. Noi oggi qua siamo i santi della Chiesa B-Church di Verona. Perché ci chiamano così? Perché siamo coloro che appunto ricerchiamo di essere separati per Dio. Ma quando la parola santo all'interno della Bibbia non viene applicata agli uomini, ma viene applicata a Dio, non ha il compito di definire un gruppo di persone, non ha il compito di definire una qualità, ha il compito di adorare Dio. Così come gli angeli che Isaia vede nella sua visione cantavano santo, santo, santo. Quando la parola santo è riferita a Dio, significa adorazione. Allo stesso modo la piastra che Aaron portava sulla testa era una piastra completamente d'oro. Perché completamente d'oro? Perché all'interno della Bibbia ci sono dei materiali che hanno dei significati. Il materiale oro rappresenta maestà, rappresenta divinità, rappresenta adorazione a Dio. Se noi vediamo come era costruito il tabernacolo, nella parte finale, nel santo dei santi, là dove risiedeva la presenza di Dio, tutto era fatto interamente d'oro, come segno di adorazione a Dio. Allo stesso modo, quando i magi vanno a trovare Gesù bambino, se vi ricordate, loro arrivano a Gerusalemme, vanno nel palazzo del re Erode e gli dicono abbiamo visto la stella del re dei Giudei, sapete dirci dov'è? Perché siamo venuti qua per adorarlo. C'è scritto questo in Matteo 2, versetto 2. E quando i magi arrivano da Gesù, gli portano 3 doni. Il primo di questi è l'oro, come segno di adorazione alla divinità di Gesù, alla divinità di Dio. Quindi questa piastra che Aaron metteva sulla sua testa era una piastra che rappresentava completamente nel suo materiale e nella scritta che c'era all'interno l'adorazione verso Dio. E perché doveva avere questa piastra sulla fronte? A che cosa serviva questa piastra sulla fronte? L'abbiamo letto nell'ultimo versetto che abbiamo letto. Aaron ne porterà le colpe dei figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di sante offerte. Esta sarà sempre sulla fronte di Aaron quando facevi i sacrifici, per renderli graditi alla presenza del Signore. Attraverso questo versetto noi possiamo individuare che attraverso l'adorazione noi diventiamo graditi a Dio. Tutti noi siamo amati, ma se vogliamo essere graditi a Dio, quello che dobbiamo fare è adorare. Come ho detto, per fare una dottrina non ci si può basare su un solo versetto, su un solo passo, ma tutta la Bibbia, dall'Antico al Nuovo Testamento, ci parlano dell'adorazione come il modo per diventare graditi a Dio. Nel libro del Levitico noi vediamo una infinità di diversi modalità, di sacrifici diversi che le persone dovevano fare per espiare i propri peccati o per altre cose. E questi sacrifici sono diversi per il tipo di animale che veniva usato, per il tipo di carni che venivano fatte bruciare, per il tipo di carni che dovevano essere mangiate dai sacerdoti, ma in tutti questi sacrifici c'è una cosa in comune, che il grasso dell'animale doveva essere fatto bruciare sull'altare. Perché? Affinché salisse a Dio un profumo di odore soave. Il profumo di odore soave, così come l'oro, è segno di adorazione verso Dio. Per questo nel luogo santo c'era quell'altare degli incensi, un altare fatto completamente di legno e rivestito d'oro. Fatto di legno perché il legno rappresenta l'essere umano, rivestito d'oro perché l'oro rappresenta Dio. E questo altare indicava la relazione che ci deve essere tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio, ovvero una relazione di adorazione, perché su quell'altare venivano fatti bruciare degli incensi che salivano come adorazione verso Dio. Tutto ciò che rappresenta questo, tutto ciò che rappresenta questo odore soave che sale verso Dio è un segno di adorazione, e all'adorazione affinché possa essere gradito a Dio.
C'è un episodio molto famoso all'interno della Bibbia che riceve molte interpretazioni diverse. Questa sera voglio darvene un'altra che magari alcuni di voi non hanno mai sentito, ma che credo che partendo da questa base può avere molto significato. È l'episodio di Caino e Abele. Tutti quanti voi conoscete la storia. Caino decide di fare un'offerta di frutti a Dio. Abele allora, vedendo suo fratello, decide anche lui di fare un'offerta a Dio, prende i primogeniti del suo gregge e li offre a Dio. Dio guarda con favore l'offerta di Abele al posto di quella di Caino, e Caino si arrabbia e, come sapete, uccide suo fratello. Molti teologi, molti pensatori dicono che Dio ha preferito l'offerta di Abele perché ha offerto degli animali e non dei frutti, e quindi il fatto di offrire degli animali è come una tipificazione del successivo, del futuro sacrificio di Cristo, no? L'agnello perfetto che è morto per noi. Altri teologi giustamente dicono che Dio ha gradito di più l'offerta di Abele perché Abele ha offerto le primizie del suo gregge e quindi ha onorato Dio attraverso queste primizie. Ma c'è un'ulteriore interpretazione che voglio condividere con voi. Per questo, se puoi mettere Genesi 4 dal versetto 3 in avanti, che dice così: avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Ancora una volta vediamo come il grasso è all'interno del sacrificio. E che cosa succede? Che Dio gradisce di più l'offerta di Abele di quella di Caino. In Ebrei al capitolo 11 c'è scritto: per fede Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino. Per mezzo di essa gli fu resa testimonianza che egli era giusto, quando Dio attestò di gradire le sue offerte. Ancora una volta noi vediamo che attraverso l'offerta del grasso Dio gradisce l'offerta che noi facciamo. Fratelli, l'adorazione a Dio non è qualcosa che noi possiamo lasciare di lato nella nostra vita, anzi deve essere il centro della nostra vita. Molti dicono che Dio ci ha creato per adorarlo. Può essere vero, non so se veramente è questa l'effettiva verità, ma sicuramente se non ci ha creato per adorarlo, ci ha salvato per adorarlo. In Efesini al capitolo 1, al versetto 6 ci viene detto che Dio ci ha predestinati, ci ha amati, ci ha eletti fino dalla fondazione del mondo per la lode sua, affinché noi lo potessimo lodare. L'adorazione è qualcosa che è il significato e deve essere il centro della nostra vita. E quando noi adoriamo Dio, noi diventiamo graditi a Dio. Allora, in che modo noi possiamo adorare Dio? Gesù in Matteo 15, riferendosi ai farisei, prende un testo del profeta Isaia, quando Isaia diceva: questo popolo mi adora con le sue labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Che cosa significa? Che non dobbiamo più cantare a Dio, che non dobbiamo più adorare con le nostre labbra? Non è così, no? Il salmista Davide, Salmo 69, versetto 30: celebrerò Dio con un canto nuovo, lo adorerò con le mie lodi. Noi dobbiamo sì adorare con le nostre labbra, ma ciò che conta più di tutto non è il modo in cui noi lo adoriamo, ma l'intenzione con cui noi lo facciamo, la motivazione che ci spinge a farlo. Che cosa c'è nel nostro cuore che ci spinge ad adorare Dio? E allora sì, se noi abbiamo la giusta intenzione, se noi veramente vogliamo adorarlo perché lo amiamo, perché sappiamo chi Lui è, perché abbiamo conoscenza di Lui, perché abbiamo conoscenza di quello che Lui ha fatto e lo ringraziamo e lo celebriamo per quello che Lui ha fatto e per chi Lui è, per quello che ancora farà. Se noi lo facciamo in questo modo, se il nostro cuore è vicino a Dio, allora la nostra adorazione sarà ben accetta. Sarà ben accetta la nostra adorazione con la lode, sarà ben accetta la nostra adorazione con la danza, sarà ben accetto il nostro culto del sabato sera, con tutto quello che avviene all'interno del nostro adorarti.
Saranno ben accetti i nostri culti in casa? Fratelli, non negligenziate i vostri culti in casa, i vostri momenti di adorazione nelle vostre famiglie. Il primo tempo di adorazione che noi dobbiamo avere deve essere noi in particolare con Dio e poi noi con le nostre famiglie verso Dio. Oggi come oggi, purtroppo il culto in casa, l'adorazione in casa con la propria moglie, il marito, i figli è qualcosa che è passato molto in secondo piano. Ci basta adorare Dio da soli o a volte neanche questo, e magari risparmiamo questo momento di adorazione solo e unicamente per il sabato sera. Ma abbiamo visto che l'adorazione è ciò che ci rende graditi a Dio. E essere graditi a Dio, fratelli, non è qualcosa di dire ah che bello, sono gradito a Dio. No, essere graditi a Dio è ciò che ci apre le porte per il paradiso. Essere graditi a Dio è ciò che ci farà passare incolumi dal giudizio del grande trono bianco. C'è scritto nella seconda lettera ai Corinzi, per questo ci sforziamo di essere graditi, di essergli graditi. Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia nel bene che nel male. Quindi l'essere graditi a Dio è qualcosa che ha tutto a che vedere con come noi, con ciò che ci succederà nell'aldilà, nel paradiso, al giudizio finale che noi vivremo. Noi dobbiamo sforzarci di essere graditi a Dio, fare il nostro meglio per essere graditi a Dio, e attraverso l'adorazione noi siamo graditi a Dio. E come ho detto, nelle nostre case spesso è molto negligenziato il culto a Dio, l'adorazione a Dio, ma è qualcosa che deve essere portato avanti intenzionalmente da tutti quanti noi. Tu che hai figli, comincia a avere momenti di adorazione con i tuoi figli. Se non ce l'hai, abiti con tua moglie, con tuo marito. Se non hai né moglie né marito, prendi dei momenti di adorazione con chiunque c'è nella tua casa o con chi ci sarà un giorno. Oggi stavo parlando con la sorella Nora, sto ascoltando solo musiche cristiane in spagnolo praticamente. Il nuovo mood è la lingua spagnola. E i bambini l'ascoltano insieme a me, no? Benjamin e Liam, veniamo in chiesa, dovunque andiamo in macchina, solo lodi in spagnolo. E tutti e tre cantiamo in spagnolo, urlando in macchina. Sembra quasi più che parliamo in lingue, perché nessuno sa lo spagnolo di noi tre, quindi tutti noi sbagliamo le parole, ma ci piace. Abbiamo questo tempo di adorazione insieme, io, Benji e Liam. È qualcosa che noi dobbiamo coltivare nelle nostre case. È lo stesso modo, non soltanto farlo per ridere, ma farlo mettendoci impegno in quello che facciamo. L'adorazione è qualcosa che noi dobbiamo fare dando il massimo impegno. Adorare è dare il massimo impegno, consegnare noi stessi a Dio. Quando noi porti i bambini a dormire la sera, facciamo la preghiera prima di dormire. Se loro ripetono quello che io dico, ma certe volte magari lì è un po' stanco, no? Vuole soltanto dormire, vuole solo bere il biberon, e allora non si impegna molto, no? Nel pregare, nel ripetere quello che dico. Io dico, no, adesso ricominciamo da capo, rifacciamo la preghiera tutta di nuovo. Dobbiamo insegnare che l'adorazione a Dio è qualcosa da prendere molto seriamente. Adorare Dio, fratelli, se non è la cosa più importante della nostra vita, perché magari al primo posto possiamo mettere la nostra salvezza, ma sicuramente è la seconda più importante. È più importante di leggere la parola, è più importante di pregare, è più importante di digiunare. Adorare Dio è ciò per cui noi siamo stati salvati. Che quindi, fratelli, ognuno di noi possa veramente cominciare a vivere una vita di adorazione. Perché Dio, quello che cerca non è adorazione in sé. Quando Gesù ha quella bella conversazione con la donna samaritana, è molto chiaro. Dice, Dio sta cercando adoratori. Dio non sta cercando adorazione. Dio è pieno di adorazione lassù in cielo. Ci sono angeli, ci sono creature viventi, chissà cos'altro c'è là, che tutto il giorno, tutta la notte, tutto il tempo lodano Dio.
Dio non sta cercando adorazione, Dio sta cercando adoratori. Nel libro del profeta Amos, al capitolo 9, versetto 11, c'è una profezia in cui ci viene detto che la casa, la capanna o il tabernacolo di Davide saranno restaurati da Dio. Che cosa si intende quando si dice questa casa di Davide? Non si sta parlando solo e esclusivamente del Tempio dello Spirito Santo che oggi noi siamo. La casa di Davide era la casa dell'adorazione. Davide è il più grande simbolo di adorazione, di adoratore che noi troviamo all'interno della Bibbia. Quello che Amos sta dicendo e che poi viene ripreso dagli apostoli nel Nuovo Testamento quando si viene a spiegare in che modo i gentili avrebbero dovuto vivere la loro vita cristiana. Noi dobbiamo restaurare una casa di adorazione a Dio, non solo un tempio per lo Spirito Santo, ma un tempio che adora lo Spirito Santo. Per questo motivo Dio mi ha portato a portare questa parola oggi, perché 2 domeniche fa, come è stato detto, c'è stato un muovere di adorazione incredibile nel gruppo dei giovani. Ma sapete, io ho cominciato a preparare questa parola successivamente a delle testimonianze che mi sono state date dai giovani, perché alcuni dei giovani mi hanno detto: martedì, la seconda volta che ci siamo trovati, è stato un tempo meraviglioso, grande presenza di Dio, sovrannaturale, però pastore, domenica è stato proprio il top, no? Martedì è stato bellissimo, ma domenica è stato ancora meglio. La prima volta che ci siamo trovati, quando è successo tutto per la prima volta, è stato proprio meraviglioso. E quando mi è stato detto questo da 2, 3, 4 giovani, io ho cominciato a preparare una parola, un ragionamento sul perché domenica è stato meglio del martedì. E da ormai più di una settimana fino a oggi, quasi ogni giorno mi chiedevo: Dio, ma sarà che veramente devo portare questa parola parlando del perché un giorno è stato meglio dell'altro? Per quanto fossi sicuro di quello che volessi dire, pensavo magari qualche giovane potrebbe interpretare male quello che voglio dire, magari può diventare un ostacolo, magari, non lo so, quello che voglio dire potrebbe bloccare un po' questo tempo di adorazione. Fino a oggi, questa mattina sono uscito con alcuni fratelli e appena sono arrivato a casa mi sono chiesto ancora una volta questa cosa: sarà che veramente Dio è oggi il giorno? Sarà che veramente devo portare questa parola in questo modo? Appena prendo il telefono in mano c'ho un messaggio del pastore Paolo, no? Che ormai tutti quanti voi già conoscete, il nostro caro pastore dalla Svizzera, il nostro caro amico. È un messaggio audio di 3 minuti, se volete posso farvelo anche ascoltare, che mi dice: guarda pastore Enrico, ho una parola del mio mentore. Il suo mentore è un pastore molto, molto anziano, ormai penso che ha più di 80 anni, e il mio mentore ha detto così: non ostacolare quello che Dio vuole fare in questo gruppo di giovani. Dio ha portato un grande risveglio in questo gruppo. Io, fratelli, sto tremando finché vi dico queste cose, perché non c'era modo che lui sapesse quello che volevo predicare, non c'era modo che lui sapesse niente di quello che stava succedendo, ma il mentore del pastore Paolo ha detto: non fermare, non ostacolare, non mettere ostacoli, impedimenti davanti a quello che Dio sta facendo, perché Dio sta portando un risveglio in questo gruppo di giovani, qualcosa che è già stato detto prima da Gilson, e ogni risveglio delle chiese parte da giovani. Questa parola ci dà 3 certezze, fratelli, questa parola profetica, e io sono una persona che quando sento una profezia sempre fa un passo indietro di solito, ma quando sento una profezia che non può essere veduta da nessun'altra parte se non da Dio, quando lo Spirito Santo la conferma nel mio cuore, sono il primo a esclamarla a alta voce, a basarmi su questa per vivere il tempo della nostra Chiesa. Questa profezia ci dà 3 certezze. La prima certezza: io avrei dovuto portare una parola che poteva in qualche modo ostacolare quello che stiamo vivendo, ma Dio ha preso cura di ogni dettaglio di quello che sta vivendo il gruppo dei giovani.
E noi possiamo glorificare Dio per questo. La seconda parola di cui noi abbiamo la certezza è che Dio vuole continuare a portare un risveglio in questo gruppo dei giovani. E quindi non dobbiamo fermarci in quello che stiamo facendo, in questo movimento che si sta creando. La terza certezza non è per il gruppo dei giovani, la terza certezza è per tutti coloro che non sono giovani. Perché i risvegli partono dai giovani, sì, ma si espandono in tutta la Chiesa. Fratelli, Dio sta portando un tempo, come è già stato detto questa sera, come è stato già profetizzato dal tempo di lode, come è già stato detto da Gilson. Dio sta portando in mezzo a noi un tempo nuovo, un tempo profetico, un tempo di risveglio, e tutto questo parte dall'adorazione che noi facciamo a Lui. Ogni risveglio parte dall'adorazione che noi facciamo a Lui. Perché quando noi siamo graditi a Dio, Dio versa su di noi la sua gloria. E in che modo essere graditi a Dio? Attraverso un'adorazione che viene dal nostro cuore. Per questo motivo io ti invito a alzarti in piedi in questo momento per terminare questa serata, per terminare questo culto insieme. E io voglio invitarti a lodare Dio con tutta la tua forza, non con tutta la forza della tua voce, non con le tue labbra, non con la tua bocca, ma con tutta la forza del tuo cuore. In questo momento non avere vergogna, non avere timore, non avere paura. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu lo adori. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu lo ricerchi. Ciò che ti rende gradito a Dio è come tu ti consegni completamente a Lui. Questo è adorare Dio. Consegnarsi completamente a Lui, dare a Lui il meglio di noi. Sì, l'adorazione è composta da lodi, è composta da danza, da queste arti, ma non solo da queste. L'adorazione è composta da ogni singolo gesto che noi facciamo nella nostra giornata. Se ogni singolo gesto è qualcosa che noi consegniamo a Dio e facciamo con il nostro miglior modo per Lui. Tutto ciò che noi consegniamo a Dio e lo consegniamo con tutto il nostro cuore è adorazione a Dio. In Magia Gesù non hanno portato lodi, non hanno portato danza, hanno portato oro, incenso e mirra. Quando noi consegniamo ciò che di meglio abbiamo a Dio, noi lì lo stiamo adorando. E quando Dio vede che la nostra adorazione non viene dal limitare gli altri, non viene dal modo che noi cantiamo bene, dal modo in cui siamo intonati, ma quando Dio vede che la nostra adorazione viene dal nostro cuore, noi lì diventiamo figli amati e graditi a Lui. E le porte del cielo sono aperte per noi e sono aperte su di noi. Io credo in questo risveglio che Dio ha cominciato a portare nel gruppo dei giovani, e credo che questo risveglio si estenderà in tutta la Chiesa. Ma affinché questo avvenga, questa Chiesa deve essere una Chiesa di adoratori. Questa Chiesa non può essere una Chiesa di persone sedute al proprio posto, ascoltando un gruppo di lode che canta. Questa Chiesa non può essere un gruppo di persone sedute al proprio posto, ascoltando un predicatore che predica. Questa Chiesa deve essere una Chiesa che ricerca costantemente la presenza di Dio e che lo adora con tutto il proprio cuore. Che in questo momento ognuno di noi, singolarmente, anzi se sei vicino a una persona della tua famiglia, abbraccia la persona della tua famiglia e comincia a lodare insieme a lei, comincia ad adorare insieme a lei. Fai diventare questo momento un momento di adorazione familiare e fai sì che questo possa continuare nelle vostre case. Ma in questo momento adoriamo insieme Dio, adoriamolo con tutto il nostro cuore, adoriamolo così tanto che Dio possa guardare verso di noi questa sera e dire: ecco una Chiesa che mi è gradita, la mia mano è su di loro e il risveglio arriverà. Nel nome di Gesù il risveglio arriverà. Lodiamo il Signore insieme. Amen.